prossima. Cambiamo argomento. Firmato a Roma il Ministero per lo Sviluppo Economico l'accordo di programma per la riqualificazione industriale di Porto Marghera, che mette a disposizione 153 milioni di euro per i lavori. Un intervento che riguarda 2000 ettari di insediamenti produttivi. Da Roma, Francesca Cosentino. Vediamo. Arrivano per Porto Marghera 152 milioni di euro. Li metterà a disposizione il Ministero per lo Sviluppo Economico, dove è stato firmato l'accordo insieme a Regione ed enti locali allo scopo di risanare i 2000 ettari dell'area dove hanno lavorato fino a 35.000 persone, mentre oggi gli addetti sono più di 11.000. Un accordo di programma di iniziativa governativa che ha come obiettivo l'insediamento di nuove aziende. Credo sia un modo molto utile, insomma, per impiegare soldi pubblici, più che altro per aree che vanno riqualificate molto spesso da un punto di vista ambientale. Le risorse per Porto Marghera provengono dai fondi restituiti allo Stato dall'Alcoa come imposto dalla Commissione europea, poiché si trattava di aiuti di Stato indebitamente ricevuti. I soldi serviranno per la realizzazione di opere infrastrutturali. 152 milioni di euro, dei quali 20 milioni sono messi dalla Regione e soprattutto si vanno a finanziare 23 progetti che riguardano progetti nell'ambito della viabilità, negli interventi nelle aree, ovviamente per dare una risposta agli 11.100 lavoratori e per continuare il rilancio di Porto Marghera. Questo è un accordo che identifica un insieme di piccole e medie infrastrutture che creano le condizioni per un nuovo sviluppo portuale industriale. Si ritorna alle origini. Sono ripartiti oggi i lavori del Consiglio regionale del Veneto dopo la